21 giugno 1994, 30 ottobre 2019. A 25 anni dallo storico primo incontro nella sinagoga italiana entra per la terza volta un vescovo di Padova. A riceverlo il rabbino Adolfo Aharon Locci e il presidente della comunità Gianni Parenzo. Per le strade del ghetto, sorvegliate speciali in quelle ore, il vescovo Monsignor Claudio Cipolla è arrivato accompagnato da uno dei solidi perni dell'amicizia tra la chiesa di Padova e la comunità ebraica, Don Giovanni Brusegan. Una visita al museo ebraico dove la storia diventa immagini, poi l'ingresso in sinagoga dove il vescovo viene accolto dalla comunità alla presenza di tutte le autorità cittadine. È il Salmo 15 di Davide a dare inizio all'incontro, verbo, parola, preghiera. Il ritmo dei salmi si alterna agli interventi, un forte richiamo al clima attuale, alla necessità di lottare contro l'imbarbarimento della parola, il fanatismo, la disumanizzazione arriva da Gianni Parenzo, presidente della comunità ebraica. Il vescovo ribadisce sentimenti di fraternità e amicizia. Con questa visita voglio prendere le distanze da ogni tentativo, anche recente, di comportamenti odiosi verso le comunità ebraiche. Abbiamo tutti bisogno di pacatezza, di misura e di memoria responsabile. Una strada da fare insieme, cristiani ed ebrei, con l'uomo al centro a tracciare il sentiero. Un uomo che deve tenere aperto lo sguardo verso l'alto, verso Dio e la sua opera, ricorda il vescovo. Il rabbino gli risponde: Baruch Abba Beshem Hashem, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Serenità, pace e benedizione invoca su ebrei e cristiani il rabbino al termine del suo intervento. La stretta di mano emozionata, un abbraccio carico di significato e lo scambio di doni. La strada è segnata. Quel dialogo che da 40 anni la Chiesa di Padova coltiva grazie a Don Giovanni Brusegan e alle sorelle Teresa e Adele Salzano, fondatori del gruppo di studi e ricerca sull'ebraismo, ha posto il terzo sigillo sulla strada della conoscenza e dell'amicizia, unica via per vincere l'ignoranza e garantire una serena e civile convivenza.